Nel suo giro di ieri ad Agrigento, il presidente della regione Nello Musumeci ha ritenuto opportuno di visitare anche il carcere di Agrigento, il Pasquale Di Lorenzo. Ha visto alcuni reparti, dopo aver incontrato il prefetto di Agrigento, il comandante dei carabinieri, della Guardia di Finanza e il questore. Il risultato non è stato dei più belli, visto le parole folte che il governatore ha lanciato alla stampa, affermando che si è vergognato di avere visitato questa struttura. Il presidente è stato accompagnato nella visita dal direttore della struttura Valerio Pappalardo, dal capo della polizia penitenziaria Giuseppe Lo Faro e dalla responsabile del servizio giuridico pedagogico Maria Faro. Ho potuto, accompagnato dal signor direttore e dal signor comandante, visitare la struttura agrigentina. Questo istituto certamente non fa onore al sistema carcerario italiano. Devo dire che mancano esigenze assolutamente elementari eppure prioritarie. È mai possibile che per sistemare una caldaia debbano passare anni, per cui all'interno si può camminare soltanto con i cappotti e con le sciarpe? È mai possibile che i detenuti e il personale di polizia e il personale amministrativo debba lavorare in queste condizioni? È mai possibile che le camere di detenzione non abbiano la doccia e quindi i detenuti debbono fare la fila con impiego di personale di polizia e con gravi disagi, 50 persone per 3 docce. È mai possibile che manchino 100 unità di polizia penitenziarie secondo i parametri della pre-Madia? È mai possibile che anche la manutenzione ordinaria debba diventare un privilegio per questo istituto carcerario? È mai possibile tutto questo, mi chiedo? Come si può pensare alla rieducazione del detenuto se lo Stato risponde con un atteggiamento di assoluta inefficienza? Una distrazione inconcepibile e imperdonabile. Io da Presidente della Regione mi vergogno, dopo aver visitato questo istituto, di dire che questo sia un luogo di rieducazione. Ecco. Chi sbaglia ha il dovere di pagare, ma lo Stato ha il dovere di recuperare chi ha sbagliato. E questo certamente è l'esempio peggiore. Al Ministro vorrei dire tante cose e gliele dirò perché lo incontrerò e vi devo dire che quello di Agrigento non è il solo istituto che si trova in queste condizioni. Quindi noi abbiamo la necessità, anche con il garante per i diritti dei detenuti nominato dalla Regione, abbiamo la necessità di fare un quadro completo e presentarlo al governo centrale. E le strade statali sono quelle che sono, e le ferrovie statali sono quelle che sono, e i servizi statali sono quelli che sono. Adesso ci mettiamo anche il sistema carcerario. Io voglio far ricordare a Roma che la nostra è la regione più grande d'Italia, è una regione dove vivono persone con un grado di civiltà pari a quello delle altre regioni italiane. Ecco, pretendiamo di essere rispettati e trattati esattamente come gli altri. Non chiediamo privilegi, non chiediamo elemosine, ma non ammettiamo più distrazioni.